Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Si parla di tutto e di niente. Signori e signore, benvenuti ad una nuova puntata di Ciaccoette, il podcast delle chiacchiere perfette dove si parla di tutto e di... Sì, però dobbiamo smetterla con questi acuti, amore, basta, perché non ne possiamo più. È vero, hai ragione, devo smetterla con questi acuti, ma a casa piacciono. A casa piacciono. A me no, però. Ecco, è vero, dobbiamo smetterla con lascia questi stare, acuti. non farli più, che dopo stai male. Ti rovini le corde vocali. Benvenuti ad una nuova puntata di Ciaccoette. Buongiorno, buonasera o buon pomeriggio, non so quando ci state ascoltando, ci state guardando. L'importante è che ci ascoltiate e guardate, non ce ne frega dove, come e quando. Esatto, l'importante è che ci vediate. Esatto. Benvenuti e bentornati. o bentornati, esatto. Allora, diteci, Ciaccoette vi piace? Cosa ne pensate? Allora, secondo me sta piacendo perché vedo che gli ascolti crescono, i like pure e le recensioni anche. Esatto, esattamente, lo stiamo notando, siamo molto felici di accompagnarvi, di portarvi appunto compagnia, di farvi compagnia e tutto quanto. E siccome abbiamo visto che la scorsa puntata relativa un po' all'horror, al misterioso, eccetera, vi è piaciuta particolarmente, abbiamo deciso di parlare anche questa volta non tanto di horror, fantasmi, eccetera, bensì di paure. Ma prima? Giusto! Ma prima il nostro amato aperitivino, che questa volta è particolare. ha preso un'altra veste. È diverso, non è più arancione, ma bensì marrone barra nero, proprio come noi oggi, vestiti di nerissimo. Stavo bevendo senza fare cin cin. Oh, non ma si sei fa. pazzo! Cin cin! Yuhu! Momento ASMR. Ma non ci sono i ghiacci. Come sempre, ma noi lo facciamo lo stesso. Non importa. La coca, raga, la coca è una conferma ogni volta. Una conferma, una sicurezza, una certezza. Abbiamo deciso ovviamente di proporre una bevanda scura proprio perché andremo a parlare di cose un po' oscure. Dell'oscurità. E proprio come la bevanda è scura, anche i cicchetti lo sono. Ecco! Eccoli qua. Per chi li vede, buon per voi. Sempre tre, uno per me, uno per Mattia e uno per te che stai ascoltando, tesoro mio. Esatto, ma raccontiamoli a chi invece purtroppo ci sta solo ascoltando. Allora, si tratta di un pane, una fetta di pane integrale, appunto per cercare di trovare un pane particolarmente nero. Scuro, esatto. Un delizioso patè di olive nere che, raga, io era da una vita che non mangiavo il patè di olive nere, e se anche voi, come me, amate il salato, prendete il patè di olive nere perché io l'ho riscoperto e lo adoro. È buonissimo anche se la consistenza e il colore ricorda benissimo qualcos'altro. Qualcos'altro che non diciamo che cosa. Esatto. Diciamo cosa. Però buono. Ma sopra vedo qualcosa di... Anche questa è una certezza. Cosa c'è sopra? Un'acciughina. Quindi io penso che questo cicchetto sia il più salato di sempre, te lo dico. Quindi lo amerai? Sì, assolutamente. Si vede che i gusti dei cicchetti li decido io comunque. No! Si vede. Cin cin! Cin cin! Ma te hai fatto proprio un boccone solo? Mamma mia che buono! No, raga! Aiuto!
No, raga. È la fine del mondo. Sembra di mangiare la pizza Cetara. Ah sì, mamma mia che buona la pizza Cetara. Mamma raga, fate questo cicchetto a casa vostra Esatto. con patè di olive e acciuga. È la fine del mondo. Ma Ma- sai che io la prossima pizza me la voglio prendere così? Ma bisogna vedere se hanno il patè di olive. Se no gli dici che lo vadano a comprare. Esatto, perché sei tu la parona. La parona! Show me la parona. La padrona Irene Battistella che in pizzeria dice e comanda. Dammi la mortadella. No, non era bella questa. Fa rima con Battistella? Sì, ma non era bella questa rimella. Ok ragazzi, sto bene. Stavo per soffocarmi. Ha avuto un attimo di defiance e ho tagliato questa parte per evitare, insomma, che... Forse l'acciughina era ancora viva e... Ok. Beh, ma immaginati in gola l'acciughina ancora viva, è proprio horror. Horror. È proprio horror. Horror come la puntata di oggi. Esatto. Esatto. Parliamo di fobie. Fobie? Amore, racconta le tue fobie. Allora, io ragazzi, la mia fobia più grande sono gli ascensori. Mamma che incubo. Ogni volta che andiamo in vacanza in un hotel e dobbiamo entrare in ascensore, lui non vuole mai. Ma cavolo, hai un bagaglio che non riesci neanche a portarti su per le scale, deve per forza fare le scale. Assolutamente, ragazzi, anche se è l'8º, il 10º piano, io l'ascensore assolutamente no. Ma c'è un motivo. Raccontalo. Il motivo è che purtroppo ho avuto una brutta esperienza e mi è rimasta impressa. Per questo io ho paura di prendere l'ascensore. Questa brutta esperienza risale a anni fa, ero bambino e praticamente sono andato in Puglia in questo resort e con mio fratello ancora più piccolo di me, abbiamo 3 anni di differenza, abbiamo deciso di prendere questo ascensore perché ci divertiva prenderlo senza i nostri genitori da soli. Ah, ma quindi eravate solo tu e tuo fratello? Certo. Io pensavo ci fosse anche tua mamma dentro. Inizialmente c'eravamo solo io e mio fratello. Volevamo prenderlo solo noi, poi si è aggiunta anche, per fortuna, mia mamma e mio papà. E il discorso è che era un ascensore datato, ma se tu sei piccolo, che cacchio te ne frega? Ti basta prendere l'ascensore per fare il figo. È divertente andare su e giù per i vari piani. Esatto. E a un certo punto l'ascensore ha deciso di non funzionare. Eravamo fortunatamente a metà. Abbiamo praticamente le porte non si erano aperte e abbiamo dovuto sforzarle per aprirle ed uscire. Ah, ma chi le ha sforzate? Mio papà. Ma con che cosa? Mio papà, no, erano abbastanza, cioè era datato come ascensore, quindi comunque è riuscito ad aprirle lui. Mia mamma era andata in iperventilazione perché soffre di claustrofobia, un'altra fobia di cui parleremo. Anch'io soffro di claustrofobia e quindi io e lei ci siamo iniziati a impanicare. Mio fratello ovviamente ha iniziato a piangere anche lui perché vedeva me e mia mamma che eravamo su un altro pianeta. L'unico di sano all'interno di un ascensore 2x2 era mio papà, che fortunatamente ci ha tratti tutti in salvo. Oh, il salvatore. Il salvatore, però è stato un trauma, tant'è che io, e ve lo può confermare da Irene, se prendo un ascensore non me la sento. Vabbè, sai che a me è successa una cosa? Allora, io non ho paura dell'ascensore, lo prendo tranquillamente perché non mi è mai capitato nulla. E a Natale però sono andata a fare una cena in un hotel Che Natale? Questo. Ok. Sul lago di Garda, ed era un hotel anche molto bello, uno dei più belli. E praticamente dovevo andare in bagno, quindi io ero nel piano superiore, c'erano diversi piani, ce ne saranno stati 5-6.
e non c'era il bagno, dovevi per forza prendere l'ascensore per andare al piano terra dove appunto c'era il bagno. Poi tra parentesi ho scoperto che il bagno c'era anche nel piano del ristorante, ma non l'ho scoperto dopo, quando ormai il danno era stato fatto. Vabbè, quindi ho preso l'ascensore da sola e sono andata nel piano inferiore, che tra l'altro era sottoterra, perché era il piano della spa. Dove facevano tutti i trattamenti della spa, che era sera, era notte, quindi la spa era tutta chiusa, quindi era tutto buio e io sono andata in bagno. Secondo me non si poteva neanche, vabbè, non importa, sono andata in bagno. È giunto il momento di tornare su. Io non capivo dove dovevo andare, cioè io sono entrata in ascensore ed è successo che ho iniziato a premere i tasti dell'ascensore per andare al ristorante, ma c'erano 3 ristoranti diversi e non capivo quale fosse il ristorante mio e a quale piano fosse. Ma effettivamente allora era grande questo hotel? Sì, era molto grande e praticamente ho iniziato a premere un tasto, si aprivano le porte e mi sembrava di essere su un corridoio, che non era quello giusto. Quindi premevo un altro tasto, andavo su di un piano, arrivavo su un corridoio che era identico a quello del piano inferiore ed era un loop continuo e praticamente mi si aprivano di continuo ste porte e mi sembrava di essere sempre nello stesso piano, perché tutti i piani erano identici fra loro e non c'erano indicazioni. Penso di aver fatto 12 aperture di porte. Fortuna che non si è mai bloccato l'ascensore. Fortuna. Alla fine ho detto, adesso partiamo dal primo piano terra e li facciamo tutti uno alla volta finché non arriviamo a quello giusto. E solo così sono riuscita ad arrivare a quello giusto. Ma pensa te, sei proprio bionda. Ma è stato un incubo. Sì, ma non era indicato bene. Ok, beh, allora dai, ci sta. Ma scusami, ma se tu ti trovassi all'interno di un ascensore e si bloccasse, cosa faresti? Beh, c'è il pulsante di chiamata di aiuto. Sì, ma magari non funziona? Vabbè, in quel caso ero in un hotel 5 stelle lusso, doveva funzionare. Funziona tutto, Però trovarsi ad esempio nell'hotel di Lisbona, sì, ok. Quello che abbiamo raccontato in qualche puntata fa, ecco lì forse avrei un po' di paura, nel senso che non saprei, sicuramente il pulsante di chiamata aiuto non funzionerebbe, quindi probabilmente urlerei più che posso, anche perché il telefono di solito non funziona tanto dentro gli ascensori. A parte che lì non funzionava proprio l'ascensore. Lì non funzionava niente, neanche l'ascensore. Esatto. Vabbè, comunque questa è una delle mie paure più grandi. L'altra mia paura più grande è ovviamente la claustrofobia, vabbè, classica, la paura. Vabbè, alla fine in realtà tu hai paura dell'ascensore anche perché sei claustrofobico. Esatto, la claustrofobia è la paura degli spazi chiusi e piccoli, e quindi ecco, io sono anche claustrofobico, non a livelli estremi, però ecco, mi creano un tipico stato d'ansia, ecco. Te invece? Ragni! Basic, ogni donna, Sì, ogni basic. ragazza. Ma io tanto ho paura proprio, A parte che, no, effettivamente anch'io, però quelli grossi, cioè. A me fanno paura quelli grossi e anche quelli che hanno il corpo sottile, cioè piccolo, ma hanno le gambe lunghe e sottili. Ma sono i più innocui. Beh, quelli lì a me fanno un'impressione, ma una paura. Io urlo ogni volta che le vedo. Ma sono i più innocui, non fanno niente. Guarda, noi qua in Veneto c'è il ragno violino. Mamma mia. Che è quello velenoso? È velenoso il ragno violino? Sì. Meglio stare, va? Meglio se stai distante. Meglio star distanti. Però non ne ho mai visto uno, fortunatamente. Strano, perché comunque tu abiti anche in campagna, quindi. Ma fortunatamente non ne ho mai visto uno, o meglio, magari l'ho visto ma non l'ho riconosciuto. Penso che si riconosca dal fatto che il corpo ha un po' la forma del violino, ha un disegno. Ma che cacchio dici? No, non credo. Cos'è? Sì, dopo ha la forma violino e si mette anche a sviolinare. A sviolinare. Se ti becca il veleno, suona anche il violino. No,
a posto. E dopo, oltre ad essere aracnofobica, ho anche un'altra fobia Porco! che è più particolare e che penso che pochi abbiano. Ossia la paura dell'ombelico, che si chiama onfalofobia, una roba del genere. E praticamente ho paura dell'ombelico, nel senso che se tu mi tocchi l'ombelico io salto via. Ma perché? Perché mi pare che si apra la pancia, che escano le buea. Le buea, le budella. Budella. Beh, ma non sei la prima che sento. Beh, ma tu hai anche un'altra paura. Vabbè, sì. Sempre per lo stesso concetto dell'ombelico, anche in testa. Sapete che quando si è piccoli si ha La fontanella. I bambini hanno la fontanella. Ecco, io penso di averlo ancora. Ovviamente non ce l'ho veramente, è solo una cosa psicologica, però ho paura anche di quello. E poi qualche giorno fa Mattia mi ha mostrato anche un'immagine di un elefante, perché c'è un trend dove metti immagini di cose assurde create dall'intelligenza artificiale e tra una di queste c'era l'immagine di un elefante formato da tanti buchi. Ma che No. elefantini tortellini! Formato da tanti tortellini che però davano l'impressione di essere tutti buchi, e a me faceva un sacco impressione quella foto, e quindi secondo me sono anche tripofobica. Tripofobica, Ok. però magari non eccessivamente, ecco, diciamo, mi dà solo un po' fastidio vedere tutti quei buchi. Tra l'altro, un paio di settimane fa ho anche fatto un'operazione al viso, ho fatto praticamente il laser CO2 frazionato, che è una sorta di laser per, diciamo, sistemare la questione delle cicatrici post acne, eccetera, eccetera, perché io ho sofferto di acne. E questo laser CO2 frazionato ti crea dei piccoli, chiamiamoli pixel, puntini sul viso che praticamente vanno a rimarginare queste cicatrici. E a te davano fastidio? Tantissimo, soprattutto quando uscito, cioè appena che ti sei lavato il viso, ti sei messo la crema e quindi tutta la crema si era incastrata, diciamo, su questi micro buchetti. No, buchi, pixel, Sì. sì, sono tipo dei pixelini. E quindi evidenziava la crema, i buchi, i pixel, e si vedevano ancora di più. E io non riuscivo a guardarti in faccia, mi faceva proprio impressione. Sì. Impressione. Se siete tripofobici non fate mai il laser CO2 frazionato sul viso No. per sistemare rughe, acne, eccetera, eccetera, perché non fa per voi. Veramente, cioè, vabbè. Ecco, quindi queste sono sicuramente le mie fobie più importanti. Sì. E in primis però appunto la fobia dei ragni. Sì, ma oltre a queste qua che comunque sono le più comuni, ce ne sono anche di assurde, ma Sì. stranissime. Tra l'altro io me ne sono dovuta scrivere una perché voglio vedere se tu sai di che cosa sto parlando. Allora, hai mai sentito parlare della ippopotomonstrosesquipedaliofobia? No. È la paura degli ippopotami. No. No, non è degli ippopotami. E di che cosa? È la paura delle parole lunghe e troppo complesse. Ah, pensa a te! Cioè, una parola così lunga descrive la paura delle parole più lunghe. Ma secondo te una persona che ha paura delle parole troppo lunghe Non dirà mai che paura ha. non può dirlo perché gli viene l'ansia solo a pronunciare la parola? No, infatti. Dio santo, robe da matti, veramente. Veramente, che A paura. parte che io mi ricordo, a proposito di paure, che quando siamo andati in vacanza a Malta Ah, i ragni! è stata una cosa devastante, ragazzi. Adesso vi raccontiamo questo episodio che fa ridere di più, anzi piangere fa.
Praticamente siamo andati in viaggio a Malta e Mattia dovete sapere che ha fatto anche l'Erasmus a Malta, quindi c'è stato per 3 mesi, giusto? Sì, 3 mesi. Ecco, e mi tartassava, mi diceva amore dai che ti porto anch'io a Malta, sarà bellissimo, e così è stato effettivamente. Tranne L'esperienza nelle catacombe. Praticamente lui, come appunto vi abbiamo appena detto, è claustrofobico, pertanto mi aveva detto amore andiamo nelle catacombe perché è una cosa che bisogna fare, cioè, sì, è tipico a Malta. esatto, è tipico a Malta ed effettivamente è stata un'esperienza molto bella. E il problema è che lui, appunto, essendo claustrofobico, mi aveva detto amore mi raccomando stammi sempre vicino e soprattutto se vedi che sto male usciamo. Io gli avevo detto ma amore ma non ti devi assolutamente preoccupare perché ci sono io con te, ti proteggo io, andrà tutto bene. E alla fine si è ribaltata la situazione. Perché? Perché? Di perché? Perché alla fine lo spazio sottoterra era abbastanza respirabile, quindi sì, era vivibile. Sì, non c'era caldo, si stava bene e io me la sono passata molto bene, c'era anche luce, non era buio, ma c'era il problema dei ragni e qui qualcuno è aracnofobico, come No, vi dicevamo ragazzi, prima. era un covo di ragni in quelle catacombe, ma una roba che voi altri non avete neanche idea. Una roba che voi non avete neanche idea. Era pieno di ragni ovunque. Io come ho alzato la testa ad un certo punto per guardare appunto il soffitto, se vogliamo chiamarlo così, delle catacombe e mi son vista tutti sti ragni. Me li ricordo, erano enormi. Beh, mi si è bloccato il cuore, non riuscivo più a respirare e praticamente mi ha preso proprio l'ansia, la tachicardia e ho girato per tutta la visita che sarà durata 2 ore. Sì, con 2 l'asciugamano ore in testa. Con l'asciugamano in testa per evitare che i ragni mi venissero addosso e con lui che mi stava sempre o davanti o dietro per proteggermi dai ragni che mi avrebbero uccisa e mangiata viva. Quindi quello che praticamente, cioè, si è ribaltata la situazione. Sì, ma veramente, guarda, ridicolo. Quindi io dovevo salvarlo, no, dalla claustrofobia e alla fine se sta io che ne ha salvata dalla aracnofobia. Assurdo, amore, guarda, sei un po' così, faccio la dura, salvo il mio amore che sta male, alla fine Salvatrice. dovesto fare tutto mio. Che sbrego. Tra l'altro abbiamo anche fatto dei video di quell'esperienza in cui io ho tutto l'asciugamano, fanno straridere. Fa riderissimo. Basta, quindi quell'esperienza lì, a proposito di fobie, dovevamo assolutamente raccontarvela perché, cioè, secondo me fa un sacco ridere. Assolutamente, però veramente ci sono tantissime fobie, ma secondo me ce ne sono talmente tante anche che non conosciamo. Beh, guarda, io se dovessi inventarne una ti direi la chat vocale fobia. Perché la chat vocale fobia? Perché non so voi, ma quando mi arriva su WhatsApp un audio ma anche banalmente 2 minuti, io basta, cioè mi dico oddio no, io non voglio ascoltarlo. Quindi non ascolti mai i miei audio? No, dopo li ascolto sempre, però dico che due palle. Per fortuna che hanno introdotto ormai da un bel pezzo la possibilità di velocizzare gli audio e quindi posso superare questa fobia della chat vocale, ma se no sarebbe stata dura. Tipo quando ti arriva un audio di 5 minuti, la tua prima reaction qual è? Shock because. Però io ascolto molto più volentieri i vocali di 5 minuti delle persone che conosco, ma quando me li mandano quelle persone che magari ci hai fatto 2 o 3 chiacchiere e basta perché ti devono raccontare qualcosa e mi è capitato, non so. Ti viene l'ansia? Sì, mi viene non l'ansia. Hai voglia? Ma non ho voglia. Cioè, lo ritieni secondo me una perdita di tempo. Confermo. Ecco, perdita di tempo. Perdita di tempofobia. Che poi non so te, ma io a volte velocizzo
per 2. Io non capisco E niente. dopo non capisco niente, quindi alla fine perdo il doppio del tempo perché devo riascoltarlo altre 2 volte per capire quello che è stato detto. Ma quello perché sei ebete tu. Quindi ho deciso che d'ora in poi ascolterò solo gli audio a 1,5 perché il 2 è troppo, è esagerato. 1,5 per ci sta, 2 è esagerato. No, 2 è esagerato. E vabbè, adesso ne invento anch'io una. Scontrinofobia. Vabbè, guarda, quella penso che sia la fobia di tanti. Perché allora, scontrinofobia. Aspetta che provo a dargli come si dice? A spiegarla. Scontrinofobia, quello che non sai cosa aspettarti nello scontrino. O che hai paura che il prezzo finale sia esagerato? Sì, Esatto. Quella penso che ce l'abbiano tutti, sai, come fobia. Penso proprio di sì. L'ultima volta quando siamo andati a mangiare il pesce, che pensavamo che ci sparassero 800.000 euro. Sì, quando siamo andati a mangiare il pesce l'ultima volta, pensavamo veramente di spendere tanti soldi perché abbiamo preso crudo, eccetera, e invece abbiamo speso onesto 70 euro a testa. Sì, che comunque per mangiare primo, secondo, bla bla bla, tutto di pesce super di qualità, tra l'altro. Onestissimo. Sì, però ecco, io ero scontrinofobico in quell'occasione. Sì, Sono stato scontrinofobico. Assolutamente. Però a livello di fobie, secondo me ci sono anche delle fobie un po' più radicate a livello popolare, quindi quelle leggende che sfruttano soprattutto i genitori per mettere paura ai propri figlioletti, per minacciarli. Che palula. Tipo, io avevo sentito parlare avevamo visto anche il film della com'è che si chiamava? Della Troiona? Sì, esatto, lei, della Lorona. La Llorona. Che ti ricordi che avevamo visto il film? Sì. Era allora film Al cinema. SNI il film. Però la storia è praticamente di questa donna che uccide i propri figli o il proprio figlio, non mi ricordo se fossero uno o più di uno, annegandoli nel fiume. E dopodiché, presa appunto in preda al panico, dopo aver compiuto questo atto atroce, si suicida pure lei. E la leggenda narra che questa donna vaghi in giro per il mondo piangendo, urlando, e che quindi le persone sentano il suo pianto e le sue urla. E spesso, siccome questa leggenda è dell'America Latina, in quelle zone del mondo i genitori usano questa storiella per far paura ai figli, quindi magari se si avvicinano al fiume gli dicono: guarda che arriva la Troiona, la Llorona ad affogarti, o comunque minacciano i figli. Cazzo, anch'io avrei paura della Troiona, cazzo. Sì. Però ti sei proprio informata. No, perché mi ricordo anche la trama del film. Sì, orrendo quel film. A parte che adesso di tutte queste leggende qua stanno facendo un sacco di film come quello di Slenderman. Anche quello, cavolo. Che è la leggenda. Ma io quando ero alle medie c'era sta mania dello Slenderman, stai attento perché viene fuori lo Slenderman che ti rapisce, che ti uccide. E anche quello di Bloody Mary, la sai quella di Bloody Mary? Anche quello. Quella che non devi dire il suo nome 3 volte davanti allo specchio con una candela in mano al buio, perché sennò ti si presenta davanti allo specchio e ti massacra. È vero. Assurda. Però la storia dello Slenderman non so come sia nata. Allora, io non ho mai visto il film, non so neanche io come sia nata, so solo che è una leggenda tipica, e sto Slenderman è nato su internet, ovviamente, perché me lo immagino. Sì. Ed è questa figura bianca altissima vestita in smoking che in teoria rapisce bambini. Mi sembra. Mi pare anche a me, più o meno, sì. Che viene raffigurato tu come questo uomo nero. Con le ditone lunghe, no, nero, bianco, con lo bianco? smoking nero, sì. Con lo smoking nero. Certo, è anche un po' così, un po' fashion. Potremmo guardarlo però il film. Non l'ho mai visto, magari è Neanche anche io. carino. Beh, per aver fatto così tanto successo. Ma no, allora,
Il film è nato dopo la leggenda. La leggenda è da mo' che c'è. Ok. Slenderman un po' fashion. Ci sta, magari possiamo provare a guardarlo. Sì, dai. Forse riguarderei anche di nuovo la Llorona. Ma io non me lo ricordo, so che mi siamo andati a vederlo al vagamente, cinema. vagamente. So che siamo andati a vederlo al cinema e che mi ha fatto schifo, quello poco ma sicuro. Ma a proposito di film, io e Mattia abbiamo visto ultimamente, vero? 2 film particolarmente disturbanti, possiamo chiamarlo così? Sì. Ah, forse so di cosa stai parlando. Sì che lo sai benissimo, e sto parlando soprattutto di un film e di una serie TV. Il film, qualcuno di nome Mattia Malengo è andato a vederlo 3 volte al cinema? 2. 2 volte al cinema. Ne è valsa la pena. The Substance. Sì, The Substance. The Substance, my love. Sono andato a vederlo al cinema 2 volte. Una volta con me. Sì, e un'altra con un mio amico. Alessio, che salutiamo. Esatto. È stata il primo film, unico film che sono andato a vedere 2 volte al cinema e non me ne pento, sarei andato anche una terza probabilmente. Ti è piaciuto? Mi è piaciuto davvero tanto. Vabbè, per chi non lo conoscesse, proprio lo riassumo, The Substance è un film dove c'è questa signora ormai arrivata a una certa età di nome Elizabeth Sparkle, che è interpretata dalla bellissima e non tanto giovanissima, ma comunque li dimostra benissimo Demi Moore. Ok, sì. Demi Moore, veramente, io arrivarci alla sua età. Sì, ma è quasi più bella adesso che quando era giovane. Sì. Vabbè, parla praticamente di lei, ok? Di questo suo personaggio che si chiama Elizabeth Sparkle, che è ormai diventata vecchia, non è più appetibile per un programma sull'aerobica. Aerobica, sì, giusto? Sì. E quindi deve essere sostituita con qualcuno di più giovane, e quindi lei praticamente viene addescata dopo aver fatto un incidente per provare una droga del mercato nero, dove appunto questa droga crea una versione migliore di lei. Mi fermo qua perché non voglio fare nessun spoiler, però è molto disturbante. Conosco persone che sono uscite dalla sala cinematografica perché non è proprio il massimo per chi soffre, chi aghi, sangue, eccetera, eccetera. Sì, è un po' esagerato. Sì. Beh, oddio, no, per chi soffre magari vedere aghi, eccetera, eccetera, lo sconsiglio vivamente, sì, assolutamente. Però comunque, ecco, al cinema ormai non lo fanno più perché ormai è dell'anno scorso, e ha vinto un Oscar. Sì, purtroppo solo uno. Purtroppo solo uno. Perché secondo me se ne sarebbe meritato molti di più. Ha vinto però quello che era più palese, che era che è il best make-up artist, eccetera. Perché ha un make-up, ragazzi, quel film. È vero. Fa davvero impressione, soprattutto nel momento in cui... No, spoiler. Ho sputato dappertutto. Vabbè, dai, si sono viste sicuramente in giro nel web. Hai mangiato l'altro cicchetto? Mentre spiegavi la storia di Substance, io ho mangiato il cicchetto che è riservato al nostro pubblico. Chiedi scusa. Scusatemi, non volevo. Però era buono? È il mio cicchetto preferito. Chiedi nuovamente scusa. Scusa a tutti, non volevo, mi dispiace. La prossima volta ve ne creiamo 2 per voi anziché 1. Ecco. Così poi me li mangio tutti e 2 e non solo 1. Non dire questa cosa qua. Però ecco, sì, vi consigliamo di guardare The Substance. Ho visto che è uscito su Paramount Plus, che è sul... Ma la cosa che ti ha più infastidito qual è stata? Non posso dirla. Perché non la puoi Non dire? posso dirla perché faccio spoiler per chi non l'ha vista. Ma dai! È uno dei personaggi del film. Dimmelo nell'orecchio. No, perché... No! No! Cambiamo discorso, perché non mi piace fare spoiler ai miei amici che ci stanno ascoltando. Ok. Parliamo piuttosto magari di un altro film disturbante, un film tu dici... Sì, Cassandra, assolutamente. Ah, quindi la serie televisiva. Serie TV, sì. Che non so se l'avete già vista, anche in questo caso, vabbè, non vi farò spoiler, anche se io per mia indole sarei più propensa a fare spoilerare qualsiasi cosa, ma non importa.
Allora, Cassandra è uscita è una serie, miniserie anzi, perché sono quante? 5-6 puntate? Sì, molto scorrevoli. Molto scorrevoli, veloci, le guardate molto tranquillamente se vi piacciono i film horror. E praticamente è uscita a febbraio, mi sembra, su Netflix, quindi potete tranquillamente andarvela a vedere. Molto attuale. Molto attuale, perché parla di intelligenza artificiale, o meglio di una intelligenza artificiale primitiva, nel senso che è risalente al 1970, è ambientato in una casa, ossia in una smart home. Smart casa. Una smart home, una smart casa, esatto, ambientata in Germania. Ed era proprio questa smart home il primissimo esemplare di smart home in Germania, e una famiglia, a seguito di vari incidenti, problemi familiari eccetera, sono andati ad abitare in questa smart home e riaccendono il meccanismo, tutta la tecnologia che ha fatto rivivere il robot di nome Cassandra, che appunto viveva all'interno di questa casa. E inizialmente il rapporto fra la famiglia e Cassandra può anche essere positivo, ad un certo punto però si ribalta la situazione, non vi dico altro. Esatto. Però se vi interessa appunto questo argomento, quindi un po' intelligenza artificiale sinistra, smart home, rapporto fra umano e intelligenza artificiale, può essere interessante guardarlo. E niente, e secondo me le cose che più mi hanno dato fastidio su questa serie TV è stata ovviamente l'intelligenza artificiale sinistra, quindi in contrasto, in contrapposizione con i protagonisti e con l'essere umano, ma anche il fatto che Cassandra controllasse H24 i coinquilini della casa. Vero. Perché praticamente c'è questo mega schermo con il volto di Cassandra, e oltre che al robottino che gira per casa, e che è in bagno, in camera da letto, in tutte le stanze della casa, quindi gli abitanti della casa erano perennemente controllati. E un'altra cosa che mi ha un po' dato fastidio è sicuramente la manipolazione mentale che c'è stato dietro. Ah, ok. Tutto. Sì, e la concludiamo qui. E la concludiamo qui, perché sennò faccio un po' troppo spoiler. Esatto. Anzi, la concludiamo con Good morning sunshine. Comunque ultimamente siamo un sacco canterini. È vero, raga, dovremmo incidere un singolo. Coete, le chiacchiere perfette. Coete, le chiacchiere perfette. Si parla di tutto e di niente. Un'altra volta insieme a voi che state ascoltando. Ok. Coete, le chiacchiere perfette. Le chiacchiere Perfette. Si parla di tutto e di top. Speriamo che siete stati al passo. Esatto. Vi ringraziamo, noi abbiamo concluso con questa puntata. Vi ringraziamo di averci ascoltato, di averci guardato e tutto quanto. Yeah. E un brindisi come sempre. No? Prima del brindisi devi ricordare cosa devono fare i nostri spettatori. Devono assoluta. Oddio, no, mi è venuta in mente una cosa. Aspetta. Ma tu quando eri piccolo non facevi sto verso con la bocca? Aspetta. Sì, no, parlare così. Ciao, come stai? Non ti divertivi a fare questa cosa? Ricordatevi di votare le puntuazioni. Ricordatevi di votare il nostro podcast e di cambiare tutte le altre. Non riesco a dare. Ragazzi, basta. Votateci. Anzi, votateci.
votate. Dai! Allora, votate il nostro podcast, ascoltate tutte le altre puntate, recuperatele se non le avete ancora viste e niente, cioè, grazie per averci Ci ha ascoltato. aspettato un grande cin cin a No. noi, a voi e a Zacco e... No, sì. Oh, aspetta. Cin cin a noi, a voi e a Zacco e te.